Non scriveva molto, a noi raccontava tanto ma non scriveva, non lasciava dentro tante cose, non voleva lasciare dentro tante cose a quel tempo, anche perché non erano cose sempre molto gradevoli purtroppo. Gianna Anselmi svela così un retroscena della vita riservata della sorella Tina, staffetta partigiana, sindacalista, deputata e prima ministra della storia della Repubblica, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta negli anni dell'omicidio di Aldo Moro e della strategia del terrore. Con la sorella Maria, Gianna ha presenziato alla prima del libro scritto da Mauro Pitteri, che in 100 pagine ha ricostruito il percorso formativo di Tina Anselmi, dalla resistenza all'impegno sociale e politico. Ho cercato di focalizzare l'argomento sulla sua giovinezza, quindi soprattutto ai 3 anni, dal 45 al 48, in cui è stata sindacalista di tessili, che è una cosa che si dice ma che è stata poco approfondita. E poi i suoi legami con il movimento cattolico trevigiano, con i primi passi della DC e il suo inizio e il suo percorso nella gioventù femminile. La presentazione del libro a Palazzo Balbi ha pagato il prezzo di essere donna in anni in cui la società era fortemente maschilista. Ma Tina Anselmi è una figura straordinaria, un gigante della politica e del sindacato, ha detto il presidente Luca Zaia. Se fosse stato un maschio al suo posto, con la sua storia, oggi avrebbe i monumenti in giro per le strade. Diciamolo, andate a vedere la storia e il curricula di molti personaggi che noi osanniamo e confrontateli con quelli di questa signora, con la quale io non ho niente da spartire politicamente, nel senso che nasco dopo, vengo dopo, eccetera, che ha una storia, pensate, ve l'ho detto, che il sistema sanitario nazionale. La documentata ricerca di archivio, condotta con rigore da Pitteri, consente di mettere a fuoco le parole chiave che hanno orientato le coordinate di vita e di impegno sociale e politico di Tina Anselmi: concretezza, buonsenso e responsabilità. La democrazia, scriveva Tina Anselmi negli anni 60, comporta non solo adesione ai valori ma esercizio, individuare iniziative concrete. C'è un qualunquismo che dilaga perché non c'è responsabilità.